Si è svolta mercoledì 28 agosto l'Assemblea territoriale idrica di Agrigento convocata dal presidente Giovanni Cirillo in seguito a una corale richiesta proveniente dai vari sindaci della provincia. Unanimemente esprimiamo il disappunto, scrivono in una nota i sindaci del Lati di Agrigento, al termine dell'incontro sulle procedure e i modi utilizzati nello scorso incontro del 14 agosto, manifestando la nostra massima collaborazione, come del resto abbiamo sempre fatto nei confronti degli organi preposti ad affrontare e trovare soluzioni per risolvere e superare la gravissima crisi idrica. Nello stesso tempo non accettiamo strumentalizzazioni e scarichi di responsabilità. Non ci stiamo ad addossarci le responsabilità sulle scelte e le decisioni prese da altri e specificatamente di chi istituzionalmente è stato individuato ad occuparsi del problema. In uno spirito di collaborazione con la cabina di regia esprimiamo la necessità di un ulteriore incontro con la stessa per fare il punto della situazione sulle attività svolte finora e sulle ulteriori iniziative da mettere in campo. I sindaci del Lati si riferiscono alla riunione indetta dalla prefettura la vigilia di Ferragosto, dove erano presenti tutti i partner attivi nella gestione idrica, tra cui il direttore della protezione civile Salvo Cocina. Comunicato stampa relativamente alla riunione del 14 agosto, dove erano presenti tutti i partner indetta dalla prefettura e anche dal responsabile della protezione civile Cocina. Sì, non è stato l'unico argomento, uno degli argomenti principali è stato questo, quello di dire di nuovo una nuova convocazione con tutti i vertici riguardanti la crisi idrica, anche se si è fatto il punto della situazione sulla ricerca dei pozzi e su quanto sta facendo la cabina di energia insieme ai conati. Ieri ho comunicato all'Assemblea che sono stati finanziati, decretati due lavori importantissimi, uno a Palma del Monte Chiaro per un importo di 427.000 euro e uno a Racalmuto per un importo di 120.000 euro. È nato l'obiettivo unanime dei sindaci di lavorare insieme a favore dei nostri concittadini per uscire da questa crisi idrica. Ecco, nella vostra nota si evince una presa di posizione forte contro anche l'atteggiamento di Cocina che è stato un po' inaspettato, no? Sì, l'atteggiamento è stato inaspettato anche perché, come ribadivo ieri, noi siamo in Grigea, siamo l'ultima postazione dello Stato vicino ai cittadini e noi siamo a disposizione dei cittadini, a disposizione degli enti territoriali e delle istituzioni per risolvere il problema. Tant'è vero che da subito i colleghi hanno già individuato i pozzi, si sta lavorando in sinergia, quindi non bisogna scaricare tutto su noi sindaci, ognuno deve avere la propria responsabilità e la presa posizione che si è avuta in quella riunione non è andata bene a nessuno dei colleghi. Ecco, su Agrigento ci puoi anticipare qualcosa? È una città ormai nell'occhio del ciclone, tra l'altro anche le presenze turistiche sono state in netta diminuzione proprio perché i tour operator dicevano non andate ad Agrigento perché manca l'acqua. No, Agrigento il collega Miccichesi sta operando in maniera forte nel gestire i pozzi, ha già comunicato tantissimi pozzi, anche se ieri si lamentava il fatto che molti di questi pozzi sono gestiti e quindi sono già sono riconosciuti da parte del Genio Civile. Però nonostante questo, ripeto, si sta cercando in tutti i modi di risolvere non solo la crisi idrica momentanea in questo periodo, ma di far sì che non si presenti più una situazione del genere. Senti, un dato che è emerso nell'ultima riunione è che questa difficoltà nell'accelerare, ci sono troppi intoppi burocratici, ecco, su questo almeno qualche nodo si è sciolto, no? Sì, questo c'è stato anche un intervento in cabina di regia dove si sta cercando in tutti i modi di accelerare l'iter, anche con la collaborazione del Genio Civile che in pochissimi giorni dà le autorizzazioni, all'ASP che per quanto riguarda l'analisi delle acque, AICA si sta mettendo in moto molto velocemente anche nel fare i sopralluoghi. Diciamo che la macchina è iniziato a muoversi abbastanza veloce e questa è stata una delle nostre richieste fondamentali proprio in virtù di questa crisi idrica. Tra l'altro anche le piogge di ieri miglioreranno notevolmente, almeno si spera, la dotazione idrica, no? Può essere un fattore positivo questo? Sì, è sicuramente un fattore positivo, anche se io penso sinceramente che viste le condizioni climatiche che ormai vanno cambiando, bisogna cercare
risorse idriche nel sottosuolo e eventualmente poi rimettere in moto i dissalatori, perché non possiamo attendere o tenerci considerare soltanto quella che è la situazione climatica, bisogna cercare risorse idriche proprio per togliere di mezzo, come si suol dire, anche in futuro quello che sia questo